dovevi toccare nulla in quella cantina. Moriremo tutti stanotte. Ho letto un brano di quel libro. Ho liberato qualcosa di maligno. Ti prego. Ti prego. Tu devi aiutarmi a fuggire. Accendiamo la radio, vediamo se parli con noi. Può fare agosto? Sì. Un commento per gli spettatori? Zecaldo. Da morire. Metteteci like anche soltanto per la fatica che stiamo facendo a stare qua, perché è veramente disumano. Ci sarà minimo 33 gradi di umidità qui dentro, si muore dal caldo, anche le entità sono andate via da quanto caldo c'è. Se durante i video vedete qualche anomalia che a noi ci è sfuggita, potete pure mettere un messaggio sotto che rispondiamo a tutti noi, perché voi magari state più concentrati e riuscite a vedere certe volte cose che a noi sfugge. Quindi dateci un aiuto, se vedete qualcosa di anomalo segnalatecelo sempre. Ci metti tu questa qua? Io vado in giro. Sento voce di donna. E uomo anche. Sai i nostri nomi? Sì. Prestate molta attenzione adesso. Dove siamo qui, ce lo puoi dire? Ho capito brevità. Il Real Ghost Venice si trova in una località in provincia di Venezia, questa cerchiata di rosso. È la casa e la freccia indica il fiume che si trova poco distante, che come potete vedere va poi a ricongiungersi con il Brenta. Sai chi siamo? Ci puoi dire quanti siamo qui in questo momento? Ha detto due. No, non siamo in due, conta bene, se ci vedi. Ti ricordi di noi? Siamo già venuti qui. Potete dirci i vostri nomi? Prima parlavano in tanti. Adesso ne parliamo un po' di più. Hai sentito? L'altra volta c'era anche un bambino. Adesso sono la voce di ambiente. L'altra volta ci avete detto spesso seguimi, voltati, muoviti, dove volevate che venissimo. Se ti piacciono le lucine, lo strumento dove c'è questo tipo di lavandino piccolino, se lo tocchi, fa tante lucine colorate. Vai lì, giocaci. Ho sentito il bimbo, voce di adulto, forse donna, e poi ho sentito la voce di bambino. Cosa dicevi? È un maschietto, sembra. Sei un maschietto?
Ma che c'è la pallina lì, dai. Falla cadere. Vuoi che te la metto sopra il frigo? Vuoi che accendiamo la luce? Accendi la luce? Eccolo accesa. Come la trovi? Arriviamo. Arrivate? Chi arriva? Hai detto bimbo? Chi è la donna che parla? Puoi dirmi il tuo nome? Lo strumento con cui stanno comunicando i ragazzi del team è un dispositivo elettronico costruito specificamente nel tentativo di catturare supposte voci elettroniche. La radio preimpostata in modalità AM scansiona velocemente le frequenze, consentendo di ascoltare potenziali comunicazioni spirituali. Io sono Sabina, tu come ti chiami? Levati. No, mi sembra levati. Con chi ce l'hai? Come detto? Non ho capito. Madonna sempre. Ti riesci a capire qualcosa di quello che dice Enrico? No. Perché ho detto scusa. Ma o stanno parlando tra di loro? State parlando tra di voi? Le parole levati giù dalle scale e scusa potrebbero far pensare ad un incidente. Ci fu una caduta e questa provocò la morte di una persona. Sì? Perché non parlate con noi? L'altra volta sembrava che voleste che uscissimo dal magazzino, come se dovesse arrivare qualcuno, in qualche modo ci volevate aiutare, non lo so, è così? Come? Come si chiama questo uomo, te lo dite? Dici il suo nome, per favore? Sì, dillo. Ha detto ubriacone, una roba del genere, ho i brividi, ti giuro. Hai detto ubriacone? Anch'io sono ubriacone. Madonna, i brividi. Dalla Spirit Box i ragazzi ebbero l'ulteriore conferma sulla presunta presenza dell'ubriacone. L'odore che sentirono la volta scorsa quindi era quasi sicuramente di origine paranormale. Non vi era nessuna persona viva che quella notte si avvicinò oltre a loro a quella casa. Rivediamo cosa accadde quella notte. Ce l'hai la pila? C'è qualcuno? Sento odore di vino. Anch'io. Andiamo via. Adesso.
Andiamo via. Un ubriaco? Andiamo via. Ma ho i brividi perché mi sono emozionata. Seduto, no? E qua? Sta arrivando l'ubriacone? Ma qui abita l'ubriacone? È un vostro familiare? L'odore che abbiamo sentito l'altra volta, ve lo richiedo, era realmente l'odore di una presenza, dell'ubriacone che stava tornando in casa? Certo. Certo. E se adesso arriva e ci trova qua, cosa succede? Si arrabbia? È vero che è morto qualcuno impiccato sulla casa qui a fianco? Quella abbandonata? Grazie intanto, Grazie. spengo. I rumori registrati nella stanza furono moltissimi. Queste sono solo alcune delle anomalie più rilevanti di quella notte.